Omicidio volontario in concorso. La procura di Treviso ha deciso di contestare tutte le accuse a entrambi i giovani arrestati per la morte a Castelfranco del ventenne di Trebaseleghe Lorenzo Cristea e il ferimento di altri 3 amici che erano con lui alla discoteca Playa Beach Club di via Pagnana. Dopo il 19enne Badr Rouaji, studente di Montebelluna di origini marocchine, anche Taha Benani, 21enne richiedente asilo, dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie, rissa aggravata e porto d'armi, nella fattispecie un coltello. Per la procura ne sono stati usati 2 sabato sera, anche se ne è stato rinvenuto solamente uno. 3 i fendenti inferti a Cristea, addirittura 6, di cui uno potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita, che nelle scorse ore si è risvegliato, come ha scritto la mamma in un post sui social e come ci ha confermato dal citofono di casa il papà. Ho visto che era sveglio e basta, non ho parlato, non ho detto nulla. Siamo stati delicati, non gli abbiamo detto nulla, aggiunge il papà, neppure che l'amico Lorenzo è morto. Per i Bortolami un grande sollievo il miglioramento di Alessandro. Speriamo di sì, dai, speriamo. Mi spiace per il papà, per l'altro ragazzo. Bortolami sarà sentito dal magistrato appena possibile. Nelle scorse ore il pubblico ministero Giulio Caprarola, che indaga sul caso, ha ascoltato in ospedale a Montebelluna l'altro ferito ancora ricoverato, Alessandro Pepe, anche lui in miglioramento, spiega il padre. È un po' in miglioramento, è stabile. Stasera vado e vado a trovarlo. Non mi ha raccontato niente perché non è ancora tanto ok. Cioè, ha raccontato queste cose al PM. Siamo un po' addolorati del ragazzo che c'è, ma no, adesso io stasera vado a trovarlo e vediamo. Proprio Pepe avrebbe fatto riferimento a un altro coltello sul luogo dell'omicidio usato da Benani, testimonianze che insieme al video in possesso degli inquirenti contribuiscono a ricostruire un atto di violenza totalmente sproporzionato, dice il capo della procura di Treviso Marco Martani, rispetto al presunto torto subito, di cui nelle prossime ore saranno chiamati a dare la loro versione dei fatti i 2 arrestati nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà in carcere a Santabona. Dell'autopsia sul corpo della vittima si occuperà infine il medico legale Alberto Furlanetto. Il conferimento dell'incarico da parte della procura avverrà probabilmente giovedì.